Eder, Mac, Pallister. Sebastiano, ma come hai fatto? Poi non sai neanche con chi hai a che fare, credimi. Non può essersi... qualcuno non può avergli fatto del male, assolutamente. Sono della teoria del suicidio, quello che ha lasciato casa, tutti questi piccoli segnali che dopo... Quello che ha lasciato a casa sono i piccoli segnali che fanno pensare al suicidio, quindi se qualcuno ha riportato gli oggetti a casa lo ha fatto proprio per fare pensare a un suicidio. Chiunque abbia commesso un omicidio non ha motivo di fare pensare a un suicidio e sarebbe ancora più pazzo se rischiasse di entrare nella casa della vittima quando non è stato beccato per ciò che ha fatto, rischiando quindi di essere beccato. Ed eccoci qui, signori, siamo alla battuta finale. Grazie ad Eder per la disponibilità, a voi per la pazienza che mi avete dato. Sono alle conclusioni finali sul caso e spiego perché parlo di killer dell'Est e fuori Trieste e di mandante di Trieste. Ma prima Eder mostra le 4 tecniche che ha usato e note in criminologia. Dovevo arrivare a fare tutte le ipotesi possibili. Non potevo dirlo prima, per poi dopo scartare. E sceglierà l'unica semplice ed evidente, e da lì far entrare i risultati della perizia. Di Cristina Cattaneo. Ciò non potevo dirlo anche perché sappiamo che tra chi commenta c'è persona, o più di una vivine al mandante. Ciò detto, adesso ho fatto il punto della situazione, e siamo giunti alla conclusione. Devo fare i complimenti al lavoro fatto da Eder. Il primo a credere ad una pista ed ad aver lavorato sul campo. Diverrai un grande criminologo, vedrai. Bene, bando alle ciance, siete pronti a capire tutto? Mettevi su una gran sedia larga e fissa al pavimento. Tenetevi, partiamo! Ciò che sentirete è un'ipotesi. Non siamo inquirenti. Noi facciamo ipotesi e teniamo vivo il ricordo di Lilly, che vuole giustizia. Nessuno qui farà nomi. Ecco quello che può essere successo. Un uomo si sente tradito da Lilly, perché scopre il tradimento. Tale sarà confermato da Lilly in data 13 dicembre perché ripudia la fede e la depone. Litiga con il marito, ciò dopo la cena del 13 dai rumeni. Prima di tornare a casa il marito con lei rimasta in auto depone i coltelli alla Galleria Rossoni. Poi torneranno a casa, litigio, e Lilly piangerà la notte. Il giorno dopo l'azione del marito andrà a fare il giro delle pescherie, ma non completa il giro. La consegna Rossoni permette di poter risparmiare del tempo quella mattina. Egli potrà così fare 2 cose. Parlare con un soggetto in auto e tornare prima del tempo in laboratorio, rispetto al solito. Mostra così un interesse urgente mai mostrato prima. Dentro il laboratorio ci sarà poca attività, ed il telefono spento. Mai. Successo prima, però. Il martedì è un giorno ripetitivo, unico, in cui si fa il giro delle pescherie ed unico, in cui Lilly esce prima delle 9 da casa. Giorno in cui andrà da Claudio. Ecco il punto. Siamo davanti ad una data premeditata in cui si conoscono gli spostamenti di Lilly. I killer ingaggiati dal terzo sanno dove andrà Lilly. Il percorso. Il sequestro non può avvenire in auto e portarla via, serve fare veloce, e tutto lì in zona appartata. Per cui il sequestro è un lampo, per poi salire il parco ed affidare a quell'arnia vicino a 100 metri circa. Il ritrovo del 5 gennaio. Ora seguitemi. Dopo il primo appuntamento in auto, seguirà il secondo oltre le 12 distante dal centro. Nel frattempo il marito inizia il tour in bici con la realizzazione dei video GoPro, che diverranno alibi. Qualcuno è con lui, lo porta, l'abbiamo dimostrato. Ricordate il discorso delle chiavi mancanti? È uno staging. Mancano per simulare un ingresso di terzi in casa, ma è avvenuto. Invece al contrario, alcune cose, siamo intorno alle 10:30, per poi andare come lui dice verso fuori centro Trieste. Da lì seguirà il suo giro GoPro e tornerà a casa per la seconda volta dopo le 13. Il dopo lo conoscete. Ecco il punto. Pare strano che scompaia tra le 9 e le 12 ed è proprio quello l'orario in cui scompare e muore Lilly? No? Ok, andiamo oltre. Sta emergendo un'altra ipotesi. A Lilly sarebbe stata somministrata mesalazina di nascosto, a far data dai primi dicembre. Eder fai vedere cosa può provocare essa in soggetti con problemi cardiaci, anche lievi. Ebbene potenzia la possibilità di esso. Ciò in via naturale, ma anche se si viene aggrediti, e nel caso di limitazione, respiratoria. Lilly decede infatti anche per questo rapidamente dopo la manovra militare di cui ho parlato ieri. Ci torneremo. Oggi vi diciamo che esiste premeditazione ipotetica qui. Qualcuno progettava, qualcuno terzo somministrava a Lilly quanto trovato nel sangue. Qualcuno, il mandante, mette di mezzo i killer dell'Est. Per fare un lavoro pulito, professionale,
Ciò sarà fatto usando manovre, signori, che non sono comuni al semplice uomo della porta accanto, mi seguite? La manovra, identificata dalla Cattaneo, apre la pista ad una spedizione punitiva, dolosa su Lily, intercettata. In auto dopo Piazzale Gioberti, sequestrata, portata in zona alta del parco, e vicino quell'arnia finita, con un primo occultamento lì, poi spostata nel luogo ritrovo. La messa in scena era già studiata e realizzata, grazie alle buste di Lily che aveva svuotato prima. La traccia di resina d'ali colloca l'aggressione ove abbiano detto, rimostra la foto Heather. Nella borsa ormai chiaro saranno tolte alcune cose per ovvi motivi, documenti e soldi. Lily andava veramente alla Wind per comprare un telefono. Aveva scoperto che era letta nei messaggi dal marito il 13 sera. È tutto vero, signori. Per questo lascia i vecchi a casa. Ma i documenti e soldi non potevano rimanere in borsa, mi seguite, no? Ci ho detto, andiamo oltre. Il terzo D. Prossimità entra quindi a casa di mattina e mette i documenti e soldi in una borsa. Ma sbaglia la borsa e li mette in quella estiva di marca con le mappe. I telefoni erano già a casa. Le chiavi originali mancano per simulare un ingresso di terzi in casa. I killer non sono mai entrati. Sarebbero stati visti, non sono scemi. Essi scompaiono dopo il lavoro fatto. L'aggressione è mortale e voluta visto le diverse lesività e le manovre militari. Il secondo killer ha conoscenze mediche. Bravo nelle simulazioni e staging con cadavere. Non si esclude il coinvolgimento di un terzo soggetto in auto dei killer, conoscente diretta di Lily, ma questo è poco importante rispetto ad un dato decisivo. I soldi vengono dopo in questo delitto. I killer vengono assoldati per una questione sentimentale che poggia su un tradimento e su qualcosa che ha attivato odio e cattiveria nel mandante, soggetto che per il proprio carattere non poteva digerire quanto. Questo soggetto ha amicizie importanti con l'Est, poco raccomandabili, inclini al malaffare, killer di professione, con conoscenze sanitarie tanatologiche, necromani, esperti di manipolazione del cadavere, scelti dal mandante di Trieste che si è visto costretto ad annullare Lily, perché aveva ricevuto un torto, si frequentava con un altro uomo. Lily era stata scoperta, signori, e controllata da settimane. Alla fine doveva pagare con la vita. E solo perché esistevano i professionisti dell'Est si poteva fare tutto. Solo per questo. Infatti, tutto. Ha retto 3 anni. Adesso, però, la musica è cambiata. Sebastiano dice che vuole la verità e grazie alla Cattaneo ciò si potrà fare. Non si troveranno quelli dell'Est, forse, ma il triestino mandante, sì. Il resto di concorso morale in omicidio esiste e si potrà contestare, servirà tempo. Adesso si cercherà di capire di più su peli e capelli. La resina d'api già ha detto che Lily è entrata in contatto con un posto diverso dal ritrovo. Prima e durante l'aggressione, mostralo Heather. Qui si ritiene che quindi il movente sia duplice. Nasce dal sentimentale e termina nel mondo economico. Di secondo battuta si tratta di un narcisista patologico possessivo che voleva Lily per sé solo. Il tradimento di Lily non era ammesso, non poteva passarci su. Poi venne a sapere che dal 19 dicembre lei sarebbe andata via da casa per sempre. Ripose la fede il 13 per sempre. Lily doveva essere punita. Il terzo, e questi signori, un soggetto furbo, manipolatore con deliri di onnipotenza, freddo calcolatore, cinico, ma non è autore materiale di nessun omicidio. Lui non ha ucciso nessuno e non c'entra con la morte di Lily materialmente. Di ciò è convinto sopra ogni cosa. Lui ha frequentato Lily e nessuno altro come Claudio doveva prendersela. Sebastiano era stato già lasciato e fuori dai giochi ormai. Claudio e Lily si sarebbero uniti 5 giorni dopo il 14 dicembre per sempre. Così non è stato purtroppo. Riposa in pace Lily, la verità è vicina. Vedrai. Complimenti, Heather, e buon lavoro. Voglio precisare che nessuno incolpa il marito. Sebastiano non è indagato. Noi non siamo inquirenti e non identifichiamo il nome di alcuno. Facciamo ipotesi e, come dice Sebastiano, sono cose. Diciamo noi, nel fine di aiutare chi di dovere a fare giustizia per Lily, a partire da Heather e sino al garibaldino del team Ricky. Siamo stati utili, speriamo. Concludo dicendo che a noi pare chiaro ormai cosa è accaduto. Vedremo cosa accadrà a giorni. E se le TV parleranno delle nostre ipotesi, alcuni peli sono dei terzi, alcuni di una coperta utile al trasporto. La resina di api
del luogo aggressione inseguimento, lì caduta degli occhiali vista, sotto le unghie DNA del volto terzi, quando Lilly si difese, graffiandoli. Alle mani avevano guanti. Sicuro poi nel maneggio dei sacchi grigi, quelli piccoli alimentari, hanno solo DNA di Lilly, perché erano in borsa. Lilly li aveva svuotati prima alle 9. Vedete, tutto quadra, come anche la mesalazina nel suo sangue trovata. Adesso quadra tutto. Tutto trova posto ed ordine ora. Le chiavi e la bottiglietta, le chicche dello staging. La bottiglietta, reperita, per l'eventuale DNA, sopra di altra persona, che aveva bevuto, ma scaduta. Le chiavi originali mancanti per avere la scusa di dire che qualcuno può essere entrato in casa. La vicenda dei codici in cui si lascia pensare a terzi interessati ai soldi. Ma potevano mai farne uso se i conti sono intestati a Lilly? Come potevano rubate soldi sul conto? Depistaggio. Come anche adesso in cui dopo la Cattaneo si parla di codici, di terzi entrati in casa. Guarda caso solo che la Cattaneo ha fermato l'omicidio. Il resto è cosa evidente e volge alla conclusione ipotetica, oggi dedotta. È stato un percorso lungo, signori. Grazie di avermi sopportato, anche deriso, preso per pazzo. Ma era necessario che avvenisse proprio tutto così. Anche voi ci avete aiutato. Vi saluto a modo mio e pronto a rivelarmi a Trieste. Caro conosciuto, come disse Covalero, per te è game over. Ciao a tutti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.